Per parlare di questo genere abbiamo con noi Marco Contino. Marco Contino è il critico del Mattino di Padova della Nuova Venezia, siamo assieme da molti anni, e ha, come dire, tra le sue specificità appunto questo genere in particolare. E quindi a lui lasciamo subito la parola, non senza ricordarvi gli altri appuntamenti, ma li diremo poi anche alla fine, che sono la settimana prossima sarà sicuramente una serata totalmente diversa con la commedia americana e con Adriano De Grandis, e per chiudere poi con il cinema di impostazione processuale con Giuseppe Ghigi. Ecco, questi due appuntamenti, ma per ora concentriamoci sulla paura. Marco Contino. Grazie, benvenuti a tutti, grazie di essere qui, grazie a Michele che oltre a essere un amico, insomma, è un professionista con cui ormai collaboriamo da tantissimi anni insieme, siamo compagni di recensioni e di mostre ormai da non so quanto tempo. Esatto, potete leggere le nostre recensioni sul sito Il Nord-Est, che adesso è questo sito quadro in cui confluiscono tutti gli articoli e le recensioni dei vari quotidiani veneti, del gruppo NEM, Il Mattino, La Tribuna di Treviso e La Nuova Venezia. E grazie ovviamente all'Ateneo Veneto che mi ha invitato, e io sono particolarmente contento di parlare del cinema horror per due motivi molto, molto semplici. Un motivo in realtà molto personale, perché è un po' legato alla mia formazione, diciamo anche a dei ricordi di infanzia, perché il cinema horror, come magari molti ragazzini, era una sorta di totem proibito, per cui ricordo queste sortite nelle videoteche quando ancora esistevano, si noleggiavano le cassette, i VHS, e poi si guardavano questi film dell'orrore tra il tragicomico, perché con un cuscino su un occhio, l'altro che si chiudeva e si apriva sulle scene un pochino più paurose, insomma ci si godeva lo spettacolo della paura, l'adrenalina della paura. Quindi è sicuramente un genere che accende nel sottoscritto dei ricordi e che poi in un certo senso ha aperto le altre strade del cinema. Ma poi, come diceva anche Michele, il cinema horror è sempre, o comunque è stato spesso declassificato, o comunque un po' sottovalutato rispetto ad altri generi più alti, un po' per appunto gli argomenti trattati, un po' perché aveva un pubblico di nicchia che non era il pubblico ampio appunto dei generi di serie A. E in realtà questa sua sottovalutazione è veramente immeritata, perché il cinema horror non solo è riuscito ad esprimere dei titoli che sono a buon diritto entrati nella storia del cinema, ma anche perché è stato un veicolo veramente fondamentale alle volte di critica sociale e politica, quando magari film per così dire normali non avrebbero potuto osare tanto. Quindi attraverso questo camuffamento della paura molti autori sono riusciti ad esprimere delle forti critiche alla società senza incorrere in censure o senza incorrere nel boicottaggio appunto della produzione o della distribuzione, per cui il cinema horror è stato veramente in alcuni decenni soprattutto un genere che ha come dire avuto dei sottotesti molto molto importanti e molto interessanti. Tra l'altro, prima di cominciare, questo che vedete qui non è il programma di cui vi parlerò adesso, perché questo si farebbe paura. No, sono delle fotocopie, sono due paginette fronte e retro, poi potete tranquillamente prenderne quante volete. Sono citati i film di cui parlerò, ne sono citati molti di più, non credo che riuscirò a toccarli tutti quanti in questa conversazione, però ecco, la cosa utile, spero che sia utile, è che accanto ad ogni film ho indicato dove si può vedere, perché il problema spesso è: ma dove lo recupero questo film? Allora, in alcuni casi in effetti non c'è l'indicazione, perché magari il film è disponibile in DVD, bisogna comprarlo e quindi non è disponibile nelle piattaforme, ma nella maggior parte dei casi troverete l'indicazione delle piattaforme più comuni, Netflix, Amazon, Apple TV, anche Rai Play, quindi avete modo di vedere o rivedere certi film e di trovare subito la piattaforma
dove vengono programmati. In alcuni casi, pochi per la verità, ci sono anche dei film, soprattutto quelli muti, disponibili direttamente su YouTube, gratis, quindi si possono cercare, c'è il link indicato, se non lo volete copiare lettera per lettera, insomma nelle parole chiave basta scrivere il film e trovate interi film del cinema muto che potete vedere gratuitamente. Penso possa essere uno strumento utile. Se il mio valletto lo vuole intanto distribuire, grazie Michele. Comunque veniamo all'argomento di oggi, di quel dannato cinema horror. Ovviamente il cinema horror, devo fare una premessa necessariamente un pochino più ampia, non nasce dal nulla, no? Come qualsiasi altra forma d'arte cinematografica nella specie. Chiaramente il cinema horror ha il suo antecedente nella letteratura, e in particolare nella letteratura gotica, che è quella letteratura che si sviluppa in particolare nella seconda metà del Settecento, in particolare in Inghilterra, e che era definita in questo modo perché le storie raccontate appunto da questi autori gotici erano ambientate per lo più nel Medioevo, in castelli cupi, monasteri, labirinti, insomma in situazioni molto come dire tenebrose, appunto gotiche, richiamando lo stile architettonico molto carico che caratterizzava appunto queste ambientazioni, e che in un certo senso si era affermato proprio anche in contrapposizione al realismo, all'illuminismo, all'età della ragione che l'aveva fatta da padrona fino a quel momento. Il primo racconto, romanzo breve e gotico, si fa risalire al 1764 di Horace Walpole, Il castello di Otranto, ma poi nel corso dell'Ottocento la letteratura gotica si diffonderà in maniera particolarmente efficace proprio per questo gusto che il pubblico comincia a maturare per la paura, per le situazioni tenebrose. Per cui nel corso dell'Ottocento troviamo autori importantissimi che hanno poi ispirato il cinema in modo assolutamente significativo. Ricordo tra i tanti Mary Shelley, Frankenstein del 1818, che tra l'altro leggenda vuole sia un romanzo nero nato quasi per caso, quando Mary Shelley e il poeta Byron si sfidarono a scrivere appunto un'opera dalle tinte del terrore, e Shelley si inventò la figura di questo scienziato Frankenstein che dà vita a questa creatura mostruosa. E non solo, perché non c'è solo il tema del mostruoso, ma c'è anche il tema appunto del travalicamento dei confini della scienza e quindi del mancato controllo della scienza, che produce evidentemente delle conseguenze drammatiche e paurose. Poi uno dei grandi padri della letteratura horror è Edgar Allan Poe, che è allo stesso tempo un anello di congiunzione tra la letteratura gotica e una letteratura horror più moderna, perché Poe non solo utilizza quelli che sono i canoni, gli stilemi della letteratura horror, quindi i castelli, i fantasmi, i luoghi bui, però li supera contemporaneamente anche in modo più contemporaneo, quindi parlando anche di psicologia, di follia omicida, di malattia, di tortura, quindi in questo modo facendo evolvere la stessa letteratura gotica. Ma gli autori da cui poi i film prenderanno tantissima ispirazione sono tanti, appunto Stevenson, lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, dove per la prima volta si inaugura il tema del doppio e la convivenza del male e del bene nello stesso individuo. Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, che già appunto nelle avventure dell'investigatore privato prediligeva delle atmosfere molto tenebrose, ma fu anche autore di racconti e romanzi di natura fantascientifica, orrifica, che hanno avuto un grandissimo impatto sul cinema. Si parlava di mondi lontani, di luoghi ignoti, appunto di creature mostruose. Pensate al Mondo Perduto, che è uno dei riferimenti più importanti di quella che sarà una delle saghe più fortunate della storia del cinema, come Jurassic Park. E poi naturalmente Bram Stoker, l'autore di Dracula nel 1897, un autore diciamo tardo gotico che rappresenta un po' la summa
di tutte le storie sui vampiri, su Vlad III l'Impalatore, tutte le mitologie che arrivavano, diciamo, anche dalla cultura orale dell'Europa, del sud-est e dei Balcani, che trovano appunto in Bram Stoker l'autore che saprà creare appunto la figura del vampiro per antonomasia e che, lo sapete, insomma, ispirerà tantissimi film. E poi naturalmente la letteratura del Novecento continuerà nel solco appunto del filone horror o comunque dell'horror psicologico. Robert Bloch, autore di Psycho negli anni 60, che ispira Alfred Hitchcock, Ira Levin, Rosemary Baby, il satanismo, che poi sarà preso ovviamente come riferimento dall'omonimo film di Roman Polanski, William Peter Blatty, che scrisse L'Esorcista nel 71 e poi firmò la sceneggiatura, per cui vinse anche l'Oscar, con Friedkin, che appunto diresse poi L'Esorcista nel 1973, e da ultimo naturalmente l'autore contemporaneo forse più saccheggiato di sempre, Stephen King, che ha firmato tantissimi romanzi dell'orrore che poi sono diventati dei film che sono appunto entrati nella storia del cinema, da Shining, Carrie, Misery non deve morire, It, insomma poi tantissimi altri che con qualità più o meno diciamo significativa sono diventate opere cinematografiche. Quindi c'è questo retroterra letterario molto forte, molto fecondo, molto fertile, a cui si accompagna, come dicevo, appunto nel corso dell'Ottocento un gusto particolare per l'occulto, per le sedute spiritiche. Anche altre arti performative sono assolutamente tarate su questa sensazione, e per esempio le fantasmagorie di Etienne Gaspard Robertson, che sono diciamo, gli antenati del cinema, del cinematografo, e che simulavano dei movimenti che producevano un certo turbamento nel pubblico, con gli scheletri che si muovevano, insomma facevano paura. O c'era addirittura la fotografia spiritica di un certo Mamler, che cosa faceva? Lo si scoprì dopo, modificava i negativi delle fotografie facendo apparire accanto al soggetto fotografato persone defunte, quindi creando un certo turbamento, una certa inquietudine. Ecco, tutti questi elementi, compresi anche elementi molto popolari, perché non c'era solo la letteratura classica alta alla Mary Shelley, c'erano anche i cosiddetti penny dreadful, cioè dei racconti brevi a puntate, che sono poi precursori della letteratura pulp, che venivano venduti appunto a un penny, l'espressione si può tradurre come spavento a un penny, che avevano un grandissimo successo soprattutto in Inghilterra. Quindi questi elementi fanno sì che naturalmente il cinematografo diventi un po' l'approdo, come dire, quasi predestinato delle storie d'horror, perché un meccanismo che consentiva di vedere delle immagini in movimento chiaramente si prestava benissimo a spaventare il pubblico. E così arriviamo finalmente a quello che viene così individuato per convenzione come il primo cortometraggio muto di genere horror, che è firmato da un padre del cinema, Georges Méliès. Georges Méliès è stato appunto un secondo padre del cinema, direi, dopo i fratelli Lumière, è stato, secondo alcuni critici, l'inventore del concetto di regia, ma anche di montaggio, ha inventato i film di fantascienza, il suo famosissimo Viaggio nella Luna del 1902, forse ricorderete tutti l'immagine del razzo sulla faccia della Luna. Ecco, nel 1896 firma questo cortometraggio di pochi minuti che si intitola Le Manoir du Diable, il castello del diavolo, che ha in sé tutti gli elementi un po' gotici di cui vi parlavo prima, e che, a prescindere da una linea narrativa che in realtà non esiste, mette in scena appunto una serie di effetti speciali, per cui c'è il pipistrello che si trasforma in Mefistofele, le streghe, insomma gli elfi, e noi lo possiamo vedere, così vi rendete conto di come si spaventavano nel 1896 il pubblico del cinema, del cinematografo. Possiamo andare un po' avanti perché comincia.
questo è formalmente insomma, il primo cortometraggio dell'orrore. Seguiranno da questo momento in poi, diciamo, la produzione del cinema horror sarà quasi inarrestabile. Nel Novecento, diciamo nei primi anni del Novecento, ricordo solo due titoli importanti: Lo studente di Praga di Stellan Rie, che era un regista danese naturalizzato tedesco, che propone sullo schermo per la prima volta il tema del giovane che vende la propria anima al diavolo, e Il Golem del 1915 di Paul Wegener, che se volete è un po' una sorta di antenato di Frankenstein, perché racconta la storia appunto di un'enorme statua d'argilla che prende vita dal suo creatore attraverso una formula magica, e le formule magiche ritorneranno spesso nel cinema dell'orrore, quindi sfuggendo al controllo e seminando terrore. Ma è ovviamente negli anni '20 che abbiamo alcuni titoli fondamentali, che sono diciamo anche i caposaldi dell'espressionismo tedesco, che era una corrente artistica sorta appunto in Germania nei primi del Novecento, che da un punto di vista cinematografico si contrapponeva al realismo e quindi prediligeva queste scenografie abbastanza allucinate, molto cariche, sghembe, una recitazione molto pronunciata, i chiaroscuri, strade a zigzag, insomma diciamo un'atmosfera particolarmente, come dire, carica di significato, quindi molto lontana appunto dal realismo. E sono due i film fondamentali di questo periodo. Uno è Il gabinetto del dottor Caligari, che appunto uscì nel 1920 di Robert Wiene, che è un film che tra l'altro pone dei temi abbastanza pionieristici per l'epoca, perché racconta la storia di un imbonitore di fiera che si crede un ipnotizzatore e ipnotizza un uomo che compie degli omicidi. Però in realtà tutto il film è costruito per ingenerare poi nello spettatore il dubbio se quello che stiamo vedendo sia realtà o finzione, perché non sappiamo se l'ospite del manicomio che racconta questa storia sia effettivamente un matto o abbia effettivamente vissuto i fatti raccontati. Quindi qui si, come dire, intravede per la prima volta il confine tra verità, finzione, follia, sanità mentale. E poi nel 1922 arriva Frederick Wilhelm Murnau, che firma il Nosferatu, che è uno dei grandi film dell'orrore della storia del cinema e che appunto porta sul grande schermo la figura del vampiro, in questo caso del conte Orlok Nosferatu. È un film che ebbe un grandissimo successo, ma ebbe anche dei grossissimi problemi, perché Murnau, pur di non pagare i diritti d'autore a Bram Stoker, che aveva appunto era l'autore di Dracula, cambia i nomi. Infatti il protagonista non è Dracula ma è Nosferatu, cambia le ambientazioni, insomma cerca in qualche modo di evitare appunto il pagamento dei diritti. Finirà malissimo per Murnau, perché gli eredi di Bram Stoker lo porteranno in tribunale, perderà la causa e sarà costretto a distruggere tutte le copie del film, che una delle quali però fortunatamente fu clandestinamente sottratta alla distruzione ed è arrivata fino a noi. È un film appunto importantissimo per tutto quello che verrà. Murnau fa un lavoro incredibile anche proprio di natura artigianale, per esempio lavora in negativo la pellicola per far sì che gli alberi dei Carpazi sembrino appunto dei tronchi bianchi spettrali, oppure nei procedimenti di stampa fa in modo che la nave dove viaggia il conte Orlok sembra che appunto fluttui in un mare fosforescente. Vi faccio vedere una clip del Nosferatu di Murnau.
Siamo ovviamente ancora nel periodo del muto, quindi chiaramente anche diciamo l'horror espressionista tedesco utilizza appunto queste atmosfere, queste scenografie molto cariche, proprio perché il senso del terrore non può ancora sfruttare le potenzialità del sonoro. Arriviamo poi all'epoca d'oro dell'horror, che comincia negli anni 30. Comincia negli anni 30 e comincia negli Stati Uniti, che hanno imparato molto bene la lezione dei maestri tedeschi, e in particolare una casa di produzione legherà il proprio nome a una grandissima come dire, tradizione dell'horror, la Universal Pictures. Universal Pictures comprende subito la portata, il successo che possono avere questi film, e inaugura quello che viene definito il filone dei cosiddetti monster movies, cioè i film di mostri. Aveva, come dire, già scaldato i motori negli anni 20 grazie a un attore, Lon Chaney, che aveva interpretato il Gobbo di Notre Dame, il Quasimodo nel Gobbo di Notre Dame, ed Eric nel Fantasma dell'Opera nei primi anni 20. Era detto l'attore dalle mille facce, volendo fare un paragone un po' azzardato, era un po' il Jim Carrey degli anni 20, proprio perché aveva questa espressività molto pronunciata che gli consentiva di assumere moltissime espressioni. Ma è il 1931 che è una data fondamentale per l'horror, perché per la Universal escono due film fondamentali, due classici del genere, ovvero il Dracula di Todd Browning e Frankenstein di James Whale. Dracula di Todd Browning fu un successo clamoroso. Questa volta il regista lavorò per bene, comprò i diritti d'autore ovviamente del libro di Bram Stoker, e lo fece interpretare a un attore ungherese, Bela Lugosi, che aveva questo portamento molto regale, molto aristocratico, e diventa, diciamo, un film, oggi si dice di culto, che ebbe un grandissimo successo. Altro grandissimo successo lo ebbe Frankenstein di James Whale, come dicevo tratto dall'omonimo romanzo di Mary Shelley, interpretato da Boris Karloff, che era un altro attore che poi fece numerosi altri film dell'orrore, e in particolare James Whale ne firmò parecchi altri negli anni 30, perché dopo aver appunto diretto Frankenstein con un approccio, diciamo, anche molto empatico rispetto, diciamo, al film del terrore tradizionale, perché aveva comunque una sorta di vicinanza nei confronti della creatura appunto portata in vita dal dottor Frankenstein, e firmò appunto negli anni successivi per esempio La mummia, sempre interpretato da Boris Karloff, L'uomo invisibile con la famosa scena delle bende, e La moglie di Frankenstein, dove appunto accanto alla creatura ce n'è un altro di sesso femminile, che poi genereranno tutta una serie di altri film sulla figura di Frankenstein. James Whale ebbe tra l'altro anche un destino un po' sfortunato, perché tra l'altro fu uno dei primi registi a dichiararsi omosessuale negli anni 40. Questo chiaramente lo emarginò, e alla fine si suicidò, mi pare, alla fine degli anni 60. C'è anche un bel film su James Whale che si chiama God and Monsters, che è interpretato da Ian McKellen, che racconta la storia di questo regista. Insomma, la Universal capisce che il mondo dei mostri è un mondo particolarmente fecondo, è un mondo ricco, è un mondo che si può sfruttare, e lo sfrutterà tantissimo. Si inventerà i film sui licantropi, come Il segreto del Tibet e L'uomo lupo. Si inventerà, questo un pochino più avanti, nel 1954, il mostro della Laguna Nera, il Gilman, che era una creatura metà uomo e metà pesce. Qui siamo negli anni 50, quindi la Universal, in questo caso il suo regista Jack Arnold, osano un pochino di più anche per quanto riguarda diciamo il lato sessuale dell'horror, perché qui c'è evidentemente una pulsione anche molto erotica di questa creatura che spia
una donna, adesso vediamo la sequenza, in un costume molto, molto aderente, e che appunto va a arricchire ancora di più il catalogo dei mostri della Universal. Ma a proposito appunto di mostri, vi faccio vedere questa sequenza abbastanza famosa del mostro della Laguna Nera, che poi è stato ripreso in parte da Guillermo del Toro nel film La forma dell'acqua, il Gillman, nella scena in cui appunto spia la protagonista dal fondo dell'acqua. Ecco, quindi qui siamo già negli anni 50, però facendo un passo indietro, non ho chiuso il video, facendo un passo indietro, diciamo che questa appunto è conosciuta come l'età dell'horror, scusate il gioco di parole, che però ebbe anche dei problemi oggettivamente nel lungo termine, perché chiaramente questa proliferazione dei film horror non produsse soltanto grandi classici, grandi capolavori, ma anche film cosiddetti di serie B, parodie, che in un certo senso andarono un po' a frustrare quelle che erano le potenzialità del genere. E poi c'era ancora un grosso problema di censura, che colpì per esempio il Dracula di Browning, ma in particolare Todd Browning, che è stato un grandissimo autore, ebbe un problema di censura con un altro film che possiamo ricondurre anche a questo genere, che è Freaks, che è un film che ebbe dei grossissimi problemi. Freaks racconta la storia di un circo e gli attori sono dei veri
fenomeni da baraccone, cioè delle persone con delle disabilità, il tronco umano, gemelle siamesi. Quindi all'epoca vedere sullo schermo con in questo modo esplicito queste deformità evidentemente aveva creato molti problemi al suo autore, che appunto poi fu segnato nella carriera da questo film, e poi solo successivamente Freaks venne riconosciuto da tutti come un capolavoro, e quindi la censura aveva ancora un certo peso. Di Freaks voglio farvi vedere questa sequenza perché è bellissima e che racchiude un po' il senso dell'opera di Todd Browning, che in realtà, proprio a dispetto della censura, aveva in realtà uno sguardo molto preciso su chi erano i veri mostri. Cioè lui aveva uno sguardo molto empatico, molto come dire complice con quelli che sullo schermo presentavano queste difformità, al contrario dei mostri veri, cioè delle persone normali che tentano in tutti i modi di raggirare il nano del circo per poi ucciderlo e appropriarsi delle sue ricchezze. E quindi in questa famosissima sequenza in cui la sposa trapezzista, la bella sposa trapezzista, viene in un certo senso iniziata, coinvolta in questo rito di iniziazione, e si rende conto della mostruosità e del fatto che non vuole avere nulla a che fare con queste persone. Una sequenza diventata famosissima, ve la faccio vedere, e proprio per come dire, farvi capire come la censura all'epoca fosse evidentemente ancora molto molto presente e condizionante. Accettiamo la sposa tra noi con la coppa dell'amore, la coppa dell'amore. Sì, l'accettiamo, è una di noi. L'accettiamo, è una di noi. Gubel gabel, gubel gabel. L'accettiamo, l'accettiamo. Gubel gabol, gubel gabol. È una di noi, è una di noi. Gubel gabel. Gubel gabol, gubel gabol. Fra poco sarei come una di loro, mia piccola Cleo. Una di noi, gubel gabol, gubel gabol. Una di noi, una di noi, gubel gabol, gubel gabol. L'accettiamo, l'accettiamo. Avanti, gubel gabel, vedi. gabel. Una di noi. Ecco così. Gubel gabel, gubel gabel. Anche tu ti accompagni. L'accettiamo. Bravo, anche tu, vedi, dai. Una di noi, Gubel gabel. Bravo. Una di noi. Ora tocca a te, Gubel gabel, gubel gabel. Piano, non L'accettiamo. Gubel gabel. Bevi Schlitze, Brava, brava Schlitze. Gubel gabel, gubel gabel. L'accettiamo, l'accettiamo. Gubel gabel, gubel gabel. Una di noi, una di noi. Gubel gabel, gubel gabel. Una di noi. Ora no. Diventerai una di loro. Una di noi, una di noi. Gubel gabel, gubel gabel. L'accettiamo, l'accettiamo. No! Vi odio! Schifosi! Mostri! Mostri, mostri! Fuori dai piedi! Mi fate schifo! Fuori! Avete sentito? Fuori dai piedi! Ecco, tra l'altro, se non avete visto questo film, poi scoprirete che la vendetta dei Freaks sarà terribile. È una delle scene più terribili, appunto, di questo cinema horror. Ovviamente sull'onda del successo della Universal anche altre case di produzione produrranno dei film importanti. Per esempio la Warner produrrà La maschera di cera di Michael Curtiz, la RKO, che aveva prodotto il capolavoro di Orson Welles, Quarto potere, produsse 2 film horror entrati un po' nell'immaginario collettivo, entrambi diretti da Jacques Tourneur, ovvero Il bacio della pantera e Ho camminato con uno zombie. Quindi per la prima volta, tra l'altro, si alimenta un sottogenere che è quello degli zombie, che poi avrà uno sviluppo efficacissimo nel corso del tempo, anche se questi zombie di Tourneur provengono dal folklore haitiano, quindi sono piuttosto diversi rispetto a quelli che sono poi entrati un po' nell'immaginario come morti viventi che si cibano di altri uomini. E arriviamo ovviamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi nell'immediato dopoguerra, e come vi dicevo prima, poiché l'horror è un genere che nasce dalle paure profonde, è anche un genere
che si evolve automaticamente, perché chiaramente se prima negli anni 20, negli anni 30 e 40 la paura poteva essere innescata dall'ignoto, dal mostruoso, insomma da creature della fantasia che suscitavano appunto terrore, successivamente le paure dell'uomo evolvono. Per esempio la paura del nucleare, che è diventata realtà pochi anni prima con le bombe atomiche, diventa uno dei temi dei film horror. Per esempio una casa di produzione che ebbe un grande successo su questo versante fu la Hammer Film, una casa di produzione britannica che esordì proprio con un film, l'astronave atomica del dottor Quatermass, che appunto trattava del cosiddetto tema atomico, della paura appunto dello scoppio della bomba atomica. Poi la Hammer Film ebbe grande successo perché ovviamente cominciò a produrre pellicole a colori, pellicole dove l'horror si faceva ancora più horror e dove c'erano anche dei sottotesti un po' erotici, un po' sessuali, per cui ebbe grande successo. Questo è anche il periodo dei film a tema paura per l'ignoto, come per esempio La cosa da un altro mondo del 1951, che ispirerà poi La cosa di John Carpenter, oppure ancora i film che riguardano il pericolo dell'invasione, come L'invasione degli ultracorpi di Don Siegel, che era anche una metafora della paura dell'invasione comunista. Quindi negli anni 50, diciamo, il terrore si concentra appunto in particolare su questi nuovi temi, lo spazio, l'ignoto, e poi arriva anche a delle forme abbastanza sperimentali che in un certo senso apriranno poi un filone che più avanti, insomma, sempre per questo amore per le espressioni esterofile, si chiamerà body horror, con l'esperimento del dottor K, che è un famosissimo film dell'orrore che racconta la storia di uno scienziato, anche qui la scienza che valica i confini, di uno scienziato che per un esperimento andato male si trasforma in una mosca. Ovviamente la trama è anche quella del film La Mosca di David Cronenberg, che appunto ne farà un remake più avanti nel 1982 mi pare, ed è un film molto sperimentale perché utilizza, diciamo, delle tecniche che non si erano viste sino ad allora. Vi faccio adesso vedere una sequenza, perché nel film lo scienziato, che appunto è il protagonista di questa metamorfosi, di questa trasformazione, ha questo sdoppiamento, cioè si trasforma in un uomo con la testa di mosca e in un insetto con la testa di uomo. Vediamo le due sequenze, in particolare quella in cui lo scienziato vede come in una sorta di caleidoscopio, simulando le tante teste della mosca, la sua assistente, e invece il finale dove l'uomo con l'insetto con la testa umana, insomma, sta per essere mangiato da un ragno. Questo è l'esperimento del dottor K. Eccolo qui, The Fly. You'll be all right now. I know it's working! Questo è l'esperimento del dottor K, The Fly, appunto siamo nel 1958
Invece negli anni 60 si sviluppa, diciamo, in maniera direi molto, molto significativa il cosiddetto horror psicologico, e naturalmente il primo grande autore che si fa portavoce di questo sottogenere dell'horror è Alfred Hitchcock, che porta appunto sullo schermo Psycho, tratto appunto dall'omonimo romanzo di Robert Bloch, che racconta tra l'altro le autentiche vicissitudini di un serial killer, Ed Gein. E Alfred Hitchcock ovviamente fa questo doppio, triplo salto mortale, e cioè innanzitutto sposta il luogo dell'horror, che non è più il castello, il bosco, il maniero, ma è la mente umana, quindi mette in scena la schizofrenia, la follia, appunto la malattia mentale in questa storia, dove rivoluziona anche i canoni dell'horror, perché fa fuori la protagonista Janet Leigh nei primi 40 minuti della pellicola ed entra appunto nell'immaginario collettivo. Film che sarà poi, di cui sarà fatto un remake negli anni 90 da Gus Van Sant con lo stesso titolo, Psycho per l'appunto, che al di là del valore, diciamo, dell'opera non così significativo, è molto interessante perché è un'operazione anche un po' intellettuale, nel senso che Gus Van Sant lavora frammento per frammento per sostanzialmente imitare e replicare proprio la pellicola di Alfred Hitchcock. In questo video, che io trovo molto interessante, si vede proprio attraverso lo schermo diviso, lo split screen, si vede proprio come Gus Van Sant abbia lavorato inquadratura su inquadratura per ricreare alcune delle diciamo sequenze più famose di Psycho, tra cui quella della doccia, e vedrete come è assolutamente quasi sovrapponibile l'uno all'altro. In realtà questo confronto continua, però è interessante vedere appunto l'operazione di Gus Van Sant, che frammento per frammento quasi replica il capolavoro di Hitchcock. Un altro film che vorrei assolutamente citare degli anni 60, che è veramente una pietra miliare e fa parte di quella schiera di film di cui vi dicevo
hanno avuto una portata enorme come camuffata critica alla società, è La notte dei morti viventi di George Romero, che appunto inaugura uno dei filoni più, come dire, celebrati e diffusi del cinema horror, quello cioè degli zombie. Tra l'altro George Romero, visto che c'è qui Paolo Lughi in sala, mi fa piacere ricordarlo, credo che il suo ultimo film passò in concorso alla Mostra del Cinema, Survival of the Dead, nel 2009. E La notte dei morti viventi è un film veramente incredibile, perché appunto da un lato nel rappresentare questi zombie che camminano per la campagna, per la città, vuole essere una critica, diciamo, alla società consumistica americana, ma soprattutto una critica alla perdita dell'individualismo. Sono gli anni della guerra nel Vietnam, sono gli anni in cui la popolazione americana e soprattutto i giovani sono prostrati nel corpo e nell'anima da questo conflitto, si rendono conto in realtà che quella che doveva essere una guerra lampo nella giungla vietnamita si è dimostrata un incubo, e quindi evidentemente questo disagio, questo trauma legato alla guerra nel Vietnam, che non viene ovviamente mai citata nel film, viene riportato attraverso questa allegoria dei morti che camminano, senza contare che il film ha anche una critica veramente feroce nei confronti della apparente democrazia e dell'apparente libertà della società americana, che evidentemente non ha imparato nulla dagli omicidi di Malcolm X, di Martin Luther King, perché appunto il protagonista del film, Ben, che è un afroamericano, finirà beffardamente, in maniera tragica, la sua lotta di sopravvivenza contro gli zombie e verrà poi ucciso dai soldati che avrebbero dovuto salvarlo. Quindi anche in questo caso George Romero firma appunto un'opera che attraverso appunto la metafora di questi morti che camminano e che si cibano di altri morti è fortemente critica rispetto, diciamo, alla società e alla politica americana di quegli anni. Ma siamo solo all'inizio, nel senso che gli anni 70 che vedono è un'altra età d'oro del cinema horror, sono ancora più come dire critici nei confronti della società americana. Qui adesso la paura non risiede più in qualche cosa di non tangibile, ma risiede soprattutto nella violenza della società americana. A farne le spese sono soprattutto i giovani, che sono stati appunto fondamentalmente lanciati, abbandonati a una guerra che non era loro, tornati con sindrome post-traumatica da stress, completamente abbandonati al loro destino e senza più alcun valore, senza più alcuna istituzione che li sorregga, nemmeno quella della famiglia. Ecco allora che negli anni 70 escono dei film che sono fortemente sgradevoli, fortemente violenti e fortemente critici contro la situazione che si è venuta a creare negli Stati Uniti d'America. Così Wes Craven firma un film terrificante come L'ultima casa a sinistra, che racconta la storia di due ragazze che vengono rapite, seviziate, torturate e poi uccise da un gruppo di giovani eroinomani. Ma soprattutto Tobe Hooper realizza Non aprite quella porta, intanto facendo entrare nell'immaginario collettivo il primo grande serial killer della storia del cinema horror, ossia Faccia di cuoio, Leatherface, ma poi soprattutto mostrando appunto una violenza molto malsana, cannibalismo, situazioni che appunto ricordano e criticano l'attuale contemporaneità americana. Vi faccio vedere un brevissimo stralcio di The Texas Chainsaw Massacre, che in italiano poi è stato tradotto con Non aprite quella porta, e che appunto vede l'arrivo di Leatherface, che è questa figura che poi avrà innumerevoli sequel nel cinema successivo. Is anybody home? Hello? Hey, Pam. Hello?
con questa porta che si chiude comincia l'orrore. Dicevo, società americana traumatizzata appunto da questa violenza, ma anche dal diffondersi di queste sette sataniche, di queste associazioni dell'occulto, tra cui quella del famigerato Charles Manson, e questi sono anche gli anni in cui usciranno al cinema Rosemary's Baby di Roman Polanski, altro film maledetto, perché proprio successivamente alla proiezione di questo film la moglie di Roman Polanski, Sharon Tate, incinta al 9° mese, fu uccisa da alcuni seguaci della setta, della family di Charles Manson, ma anche L'Esorcista, come vi dicevo, che esce nel 1973 e in un certo senso scompagina, squaderna il panorama dell'horror, perché insinua nello spettatore una paura enorme che il demoniaco si possa appunto insinuare nel quotidiano e soprattutto insinuare nell'innocenza di una bambina. Il film poi avrà altri sequel, vi faccio vedere soltanto una sequenza che all'epoca fu censurata, fu tagliata, ma poi nelle riedizioni successive venne ripristinata e, ripeto, molte persone non entreranno più al cinema a causa di Friedkin e del suo L'Esorcista. Ellen Burstyn. Ecco, questo è proprio uno dei film, diciamo, entrati nell'Olimpo dell'horror. Non mi sono dimenticato del cinema italiano horror, che c'è e c'è come. Faccio soltanto qualche riferimento. Un grande punto di riferimento del cinema italiano horror fu Mario Bava negli anni 60, che esordì con La Maschera del Demonio, anche qui di ambientazione gotica, con Barbara Steele, che poi diventò una star del genere, e con Terrore nello spazio del 1965, che incredibilmente poi ispirò Alien di Ridley Scott del 79. E poi naturalmente negli anni 70 ci sarà l'esplosione del grande maestro del brivido Dario Argento, che firmerà la trilogia degli animali, ovvero L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a 9 code e 4 mosche di velluto grigio, poi diciamo il suo indiscusso capolavoro del 75, Profondo Rosso, e poi ancora la trilogia delle madri, Suspiria, Inferno e La terza madre. Ma ci sono altri registi italiani dell'horror, anche Pupi Avati si cimentò nell'horror con un enorme successo, La casa delle finestre che ridono, Lucio Fulci, e poi un regista che mi piace ricordare perché è un caso più unico che raro, Ruggero Deodato, il quale è famosissimo per aver diretto anche qui un film maledetto che si intitola Cannibal Holocaust. È un film che per tanti anni è stato introvabile, perché raccontava di una spedizione di esploratori che studiava appunto delle tribù sconosciute della profonda, della foresta più profonda, ed è un film intriso di violenza, anche se in realtà è una violenza al contrario, sono gli uomini civilizzati che compiono le più efferate brutalità nei confronti di questi indigeni e anche nei confronti degli animali. Ci sono molte scene che per alcuni furono effettivamente girate con delle sevizie sugli animali, per questo il film fu bloccato, fu boicottato, e si parlò per la prima volta di snuff movie, che è un genere che si vuole, insomma, leggenda vuole che metta in scena delle torture vere che poi vengono filmate, ed è anche il primo esempio di found footage, cioè di un film che è creato sulle riprese di una cinepresa amatoriale, che vengono poi spacciate per vere e che costituiscono parte integrante dell'elemento narrativo del film horror in questione. Quindi Ruggero Deodato, che i francesi appunto soprannominarono Monsieur Cannibal, fu famosissimo proprio per questo film che oggi si trova tranquillamente sulle piattaforme, ma all'epoca era qualcosa di introvabile. Altra figura fondamentale del cinema horror che opera in questi anni è John Carpenter. John Carpenter non è altro di quegli autori che firmerà dei capolavori del cinema horror, e un po' come Romero
firmerà degli horror molto politici, perché appunto attraverso le storie che raccontava spiegava anche e criticava la società americana. Ne ricordo 3 in particolare: Halloween, La notte delle streghe del 1978, che ha per protagonista una giovanissima Jamie Lee Curtis, tra l'altro figlia di Janet Leigh di Psycho, che in un certo senso è una delle prime donne protagoniste eroine dei film horror. L'anno dopo ci sarà Sigourney Weaver in Alien, che sarà appunto questa scream woman, questa donna che urla ma che si batte per la sopravvivenza. Halloween, che poi avrà una serie di sequel, di remake, di prequel, insomma da lì gemmeranno tantissime altre storie legate ad Halloween. Anche qui una critica feroce all'abbandono dei giovani, che in realtà sono le vittime predestinate di Michael Myers, che è questo killer seriale con la faccia da capitano Kirk, che inaugura il genere che si intitolerà poi slasher movie, to slash, tagliuzzare, affettare, perché appunto questi film sono caratterizzati dalla presenza di questi serial killer che utilizzano qualsiasi strumento, coltelli, motoseghe, per fare affettine questi giovani malcapitati, che vengono sempre dipinti come dei giovani scapestrati, dediti all'alcol, alle droghe, al sesso, ma in realtà non è lo sguardo bigotto, diciamo, essere il centro dell'attenzione di John Carpenter. John Carpenter non vuole essere un moralizzatore, anzi vuole mostrare proprio come questo sguardo bigotto abbia lasciato completamente i giovani, come già aveva fatto per esempio Brian De Palma in Carrie del 1976, dove la protagonista viveva in una società sessuofoba, bullista, e poi si vendica tirando fuori i suoi poteri paranormali. Quindi i giovani sono appunto le vittime predestinate proprio perché abbandonate dalla società. Firmerà poi nel 1982 La Cosa, altro film pazzesco e purtroppo sottovalutato all'epoca quando uscì, perché in realtà John Carpenter, mostrando l'avventura, diciamo, di questi uomini in una stazione scientifica dell'Antartide, con questa cosa appunto che si insinua ma che non ha una forma, ma che prende la forma umana, e quindi nessuno sa riconoscere chi è il potenziale nemico, era evidentemente un grido di denuncia rispetto a una società che ormai guardava con sospetto il prossimo, in cui si guardava con sospetto al contagio. Sembra quasi un film pioneristico, insomma, sul contatto umano, sulla diffidenza, sulla disgregazione della società, un film che poi sarà riabilitato negli anni successivi. E poi Essi vivono del 1988, dove il protagonista, attraverso degli speciali occhiali, realizza che in realtà la Terra è stata colonizzata da degli alieni e quindi sono sotto una dittatura che appunto ha le forme, come dire, tranquillizzanti degli spot del benessere, ma in realtà cela appunto una realtà molto molto più tragica. E quindi John Carpenter, figura fondamentale del cinema horror, iniziatore appunto degli slasher movie, che avranno poi negli anni '80 un vero e proprio exploit con due mostri per eccellenza, due serial killer per eccellenza. Jason, il serial killer con la maschera da hockey che uccide i campeggiatori nella saga Venerdì 13 di Sean Cunningham, una saga abbastanza fortunata, forse meno qualitativamente importante rispetto ad altre opere. E poi soprattutto Nightmare dal profondo della notte del 1984 di Wes Craven, che alza l'asticella dell'horror perché per la prima volta non dà vie di scampo allo spettatore, perché il serial killer in questione, ovvero Freddy Krueger, questo mostro sfigurato dal fuoco con il cappello, il maglione a righe e soprattutto il guanto dotato di lame taglienti, uccide nei sogni ovviamente sempre i giovani. Ne fa le spese un giovanissimo Johnny Depp alla sua prima interpretazione in un film. È una sequenza super gore, come si dice, molto sanguinolenta, che appunto dà il via a una saga fortunatissima, che è quella appunto di Nightmare, interpretato da Robert Englund. It is now 12 midnight, and this is station KRGR.
centolitri di sangue, insomma, che in questo periodo vengono utilizzati appunto dal cinema splatter. Diciamo, siamo negli anni '80, io vi ricordo anche qualche altro titolo di questo periodo, non posso non ricordare Shining del 1980 di Stanley Kubrick, dove ovviamente, diciamo, l'horror ha più natura psicologica, insomma, la scena famosa di Jack Nicholson con la povera Shelley Duvall che pagò a caro prezzo, diciamo, l'interpretazione di questo film, fu letteralmente traumatizzata sia da Kubrick che da Jack Nicholson. Un altro grande titolo di Sam Raimi è La Casa, ed è un grande titolo perché forse per la prima volta Sam Raimi introduce nell'horror come dire, una dose di humor nero e quasi di comicità che erano piuttosto inediti per l'epoca. E anche qui è un fiorire appunto di sangue, di maschere di cera, insomma di trasformazioni, e poi di un uso molto sapiente anche della macchina da presa, con questa Steadicam che dava l'impressione, insomma, di essere sulle montagne russe quando lo spirito maligno si muove all'interno del bosco, simulando appunto una presenza demoniaca che corre attraverso gli alberi. Poltergeist di Tobe Hooper, che fu presentato anche questo alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Mezzogiorno, Mezzanotte. Qui è più una ghost story legata appunto a un cimitero indiano. Hellraiser, che è un titolo molto rivoluzionario per l'epoca, di Clive Barker, perché associava l'horror diciamo a una sorta di supplizio erotico da parte di questi esseri sovrannaturali che si chiamavano cenobiti, ed era un film che appunto univa Eros e Thanatos in maniera molto, molto forte. E poi, come vi ricordavo prima, La Mosca, il film di David Cronenberg, che è poi uno dei grandi esponenti del body horror, cioè dell'horror delle mutazioni corporee, non solo con La Mosca, e che appunto è il remake di The Fly, l'esperimento del dottor K, di cui abbiamo visto una sequenza prima. Gli anni 90 sono degli anni, diciamo, fecondi ma non troppo, nel senso che il cinema horror sfrutta quanto di buono è stato fatto tra gli anni 70 e 80, facendo gemmare appunto una serie di sequel, diciamo dei franchise più famosi e più celebrati, però appunto escono anche film importanti come Misery non deve morire, It, entrambi tratti da Stephen King, Il silenzio degli innocenti, che se vogliamo possiamo anche non paragonare a un vero e proprio horror, ma che comunque è un thriller poliziesco che ha comunque in Hannibal Lecter un personaggio comunque che può entrare nella galleria dei mostri del cinema horror. Dracula di Francis Ford Coppola, che ovviamente riprende, insomma, la figura iconica del vampiro e del Nosferatu di Todd Browning e quant'altro. Splatters, gli schizzacervelli, che come dice il titolo stesso è un film molto esplicito diretto da Peter Jackson, il regista che poi firmerà la trilogia del Signore degli Anelli, e Scream ancora di Wes Craven, dove è molto interessante l'operazione anche qui autoironica in cui gli stessi protagonisti sono consapevoli dei luoghi comuni dell'horror e stanno al gioco attraverso poi questo serial killer Ghostface, che avrà tantissime altre puntate negli anni a venire. Negli anni 90 voglio solo citare un titolo che fu rivoluzionario per l'epoca. Prima abbiamo parlato di found footage, che è The Blair Witch Project, che forse ricorderete è un film che costò veramente 2 lire, per dirla così, ma costò veramente pochissimo, ed era la storia inventata chiaramente del ritrovamento delle riprese fatte da dei ragazzi che erano andati a cercare nel bosco la strega di Blair, che era una leggendaria strega che si nascondeva nei boschi, e quindi puntando su un marketing molto spinto, cioè facendo credere che quelle fossero delle riprese reali ritrovate, costruiscono questo falso documentario, mockumentary, che appunto ebbe un successo clamoroso in tutto il mondo. Rispetto al costo di produzione fu un film che guadagnò tantissimo al botteghino non solo americano ma appunto internazionale. E arriviamo agli anni 2000. Gli anni 2000 sono caratterizzati, diciamo, da
alcune tendenze. Intanto la tendenza, da me non particolarmente amata, di creare saghe horror dai videogiochi come Resident Evil, la tendenza di fare dei remake, invece questa piuttosto interessante, da alcuni film molto famosi della cinematografia orientale horror. Così per esempio Ring di Nakata diventa The Ring rifatto da Gore Verbinski, con diciamo anche una riflessione molto interessante sul potere ipnotizzatore che addormenta le coscienze della televisione. Vi ricorderete la storia di una videocassetta che, se guardata, come dire, condannava l'osservatore a una morte dopo 7 giorni, oppure come Ju-On Rancore, che diventa poi The Grudge, il remake di Shimizu, che appunto ripercorre, sono tutte ghost stories di impronta orientale, che però vengono recuperate appunto dagli americani. Sono anche gli anni di The Others di Amenabar, altra ghost story mi pare del 2001, film ancora di zombie di Danny Boyle, 28 giorni dopo, che riprende quindi la tradizione ancora di Romero. E poi cambia tutto un po' dopo l'11 settembre, le Torri Gemelle, la realtà che diventa peggio di qualsiasi orrore immaginato, e che quasi paradossalmente si trasforma in un incubo al contrario, perché proprio come reazione all'11 settembre si cominciano a vedere anche nei telegiornali, no, le immagini piuttosto raccapriccianti delle prigioni di Abu Ghraib, e quindi l'horror si fa carico di queste paure, di queste angosce, e nasce il cosiddetto torture porn, cioè un film horror dove non è più la morte l'esito, diciamo, finale, ma è la tortura, cioè tanto più diciamo efferata, tanto più crudele, tanto più spaventa, e quindi fioriscono film come Soul Enigmista oppure come Hostel di Eli Roth, dove appunto la tortura è l'elemento centrale di questo genere cinematografico, che poi si arricchisce di tantissimi altri capitoli. Soul Enigmista è firmato da questo regista che si chiama James Wan, che poi firmerà negli anni successivi, dal 2010 in avanti, film sempre a tema demoniaco come The Conjuring, Insidious, che avranno un grandissimo successo. E uscirà poi nel 2015 un film che vi consiglio assolutamente, perché è davvero un film meraviglioso, di Robert Eggers, che si chiama The Witch, che è la storia, anche qui diciamo ad ambientazione demoniaca, girata nel New England nel 1630, e dove in realtà il terrore non viene da meccanismi sonori abusati, insomma lo spavento, come dire, il visibile, ma è tutto molto sottinteso, è tutto molto suggerito, anche grazie a una messa in scena di grandissima raffinatezza, di grandissima qualità, che appunto mette in dubbio proprio anche il tema della religione, il tema delle regole, il tema del radicalismo appunto di questa famiglia che vive nel New England ed è estremamente puritana. Robert Eggers, tra l'altro, ha firmato da pochissimo il remake di Nosferatu, che uscirà in Italia proprio il 31 dicembre con un'anteprima, poi il 1 gennaio del 2025, quindi insomma è un autore da riscoprire proprio anche in vista della prossima uscita. Un altro autore che voglio ricordare è Jordan Peele, autore afroamericano che ha vinto un Oscar per Scappa, Get Out per la miglior sceneggiatura, che firma appunto Scappa, Get Out, Us e Nope, che sono 3 film che non solo sono dei film horror, ma sono dei film in cui l'autore scopertamente denuncia ancora il razzismo strisciante della società americana, e di come appunto dietro la facciata liberal si nasconda ancora una discriminazione veramente importante. Chiudo questo appuntamento sul cinema horror, quel dannato cinema horror, ricordando come appunto l'horror sia vivo, è lotta in mezzo a noi, come si dice. Pensate che soltanto il mese scorso, quest'autunno, sono usciti 3 film che hanno avuto un successo strepitoso e che dimostrano ancora una volta come l'horror sia veramente un
come dire, una fonte cinematografica inesauribile. Nel giro di poche settimane sono usciti The Substance di Coralie Fargeat, premio alla miglior sceneggiatura a Cannes, tanto per dire come l'horror d'autore possa anche trovare, insomma, importante collocazione nei festival, alla Mostra del Cinema, insomma nelle più importanti kermesse cinematografiche internazionali, che è un film horror, soprattutto nella seconda parte estremo, ma con un sottotesto politico fortissimo. In Italia ha guadagnato qualcosa come 2,5 milioni di euro, che per il mercato italiano è tantissimo. Il film Longlegs, che è un film più piccolo, girato tra l'altro da un figlio d'arte, da Oz Perkins, che è il figlio di Anthony Perkins, il Norman Bates di Psycho, anche qui a metà strada tra il poliziesco e il demoniaco, anche questo 100 milioni di dollari in tutto il mondo e solo in Italia 2 milioni di dollari, e poi un film che ahimè sta avendo grandissimo successo, io devo dire lo detesto, è il terzo capitolo di una saga che si chiama Terrifier 3, che sta avendo un successo strepitoso soprattutto tra il pubblico più giovane. In Italia ha fatto 3,5 milioni di incassi, cioè stiamo parlando di un film che guadagna, voglio dire, per essere un film di questo tipo, delle cifre spropositate, e in America non so quanto sia arrivato a livello globale, che racconta la storia di un clown sadico, omicida, che si chiama Art il clown. Adesso vi faccio vedere il trailer a chiusura, e che appunto a me personalmente non piace perché non dice nulla di nuovo, è molto molto efferato, ma non è questo il problema, perché è un po' una violenza fine a se stessa, insomma non è mai catartica, non è mai di significato sociale, però appunto anche grazie a una pubblicità, a un marketing spintissimo in cui si raccontano di svenimenti in sala, di mancamenti degli stessi attori che si sarebbero rifiutati di girare alcune sequenze, ha creato una aspettativa, una curiosità che sono andate appunto oltre ogni aspettativa. Questo Damien Leone ha già promesso ovviamente l'ennesimo sequel. Adesso vi faccio vedere il trailer, ma prima di farvi vedere il trailer vi dico che il successo di questi horror solo in quest'ultimo mese deve far pensare anche la cinematografia italiana, che come vi ho detto è stata molto importante nel cinema horror con Bava, Argento, Fulci, Deodato eccetera, però oggi sembra non credere troppo nelle potenzialità dell'horror e in modo probabilmente sbagliato. L'unico autore che mi sento di come dire, sottolineare, di evidenziare, proprio perché si possa anche recuperare, è Paolo Strippoli, che ha avuto un percorso molto interessante, ha firmato in particolare 2 film, Classic Horror Story, che credo troviate su Netflix, perché forse era uscito solo su Netflix, e Piove, che sono 2 film veramente interessanti. Il primo, come dire, riaggiorna un tema contemporaneo, quello della mafia, in chiave appunto di casa nel bosco, no? Cioè, prendendo il luogo comune della casa sperduta nel bosco, interessantissimo, diretto insieme a Roberto De Feo. Il secondo è Piove, con un giovanissimo Francesco Gheghi, che quest'anno è stato premiato alla Mostra del Cinema di Venezia per un film di Orizzonti, Famiglia, e che è molto vicino al cinema di John Carpenter, perché racconta di un male che si insinua nell'uomo in maniera molto subdola. Ecco, sarebbe bello che le produzioni italiane credessero di più in questo genere, che nel tempo ha evidentemente prodotto non solo dei grandissimi film, ma saputo scoperchiare dei nervi, toccare dei nervi scoperti, che appunto sono la cartina tornasole di come i film siano assolutamente moderni e parlino proprio all'oggi. Vi faccio vedere il trailer di Terrifier per farvi capire di che film si tratta e dopo ci salutiamo. Oh, cazzo, è meglio che me ne vada. Oh mio Dio. Sienna. Tu sei Sienna Shaw. Oh, questo è troppo cool, non posso credere di trovarmi qui con voi. Sai, ho parlato proprio di questo con tuo fratello. Scusami, forse penserai che io sia strana, che sono stra-entusiasta di vederti. Mia conosce tutta la nostra vicenda nel dettaglio. Io sono una stra-appassionata del true crime e in particolare sono anni che mi occupo del tuo caso sul mio podcast. E non voglio metterti fretta, ma si sta avvicinando il 5° anniversario e i fan sono insaziabili. Ti dico che potremmo letteralmente uccidere per un dettaglio. Pensavo a un preparati con me o cosa mangio durante la giornata per mostrarci come affronti la vita o roba del genere. Come affronto la vita? Sì. Come la affrontiamo? Ecco,
Sono 5 anni che entro ed esco da un ospedale psichiatrico. Vedo quotidianamente i volti dei miei amici e dei miei parenti morti, immagini che mi fanno svegliare urlando nel cuore della notte. Ho orribili cicatrici su tutto il mio corpo e ogni volta che le vedo penso a quel malato del cazzo che ci ha rovinato l'esistenza, che è ancora là fuori. Tu vuoi sapere come affronto la vita? Beh sì, mi piacerebbe. Siete tutti delle cazzo di sanguisughe. Sienna. Non potete comportarvi come degli esseri umani solo per un cazzo di secondo. Vabbè, questo non è particolarmente spaventoso, ma forse non lo fanno vedere apposta. Io ho concluso, ovviamente se avete delle domande, delle curiosità, delle riflessioni, ovviamente sono qui, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Marco Contino. Direi che nel caso dell'horror si vede benissimo come le contaminazioni tra i generi siano molto frequenti. Il mostro della Laguna Nera o l'invasione degli ultracorpi stava benissimo la settimana scorsa, per dire, con la fantascienza. Altri hanno il thriller, il noir, cioè tutto l'insieme di altri generi che in questo particolarmente emergono, per cui la linea di demarcazione tra i generi appunto è sempre più sfumata. Sì. Esatto, è proprio così. Grazie. Se non ci sono domande, vi salutiamo e vi diamo appuntamento allora martedì prossimo. Grazie mille. Buona serata. Arrivederci.